Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, è sempre un piacere tornare qui insieme a voi e mostrarvi una partita che mi ha particolarmente colpito per il numero di mosse molto ridotto, che è stata giocata pochi giorni fa in un torneo internazionale in Spagna, nella provincia di Alicante, e vediamo con il bianco il grande maestro Sumez dall'Ucraina contro il grande maestro Jacobo Agard, che in realtà lui è molto famoso anche come scrittore. Se qualcuno di voi mi dovesse chiedere mi consiglieresti un libro, probabilmente consiglierei un qualsiasi libro scritto da lui. Il bianco inizia la sua partita con D4, il nero continua con cavallo F6 e a questo punto dopo C4 e 6 siamo nel pieno della posizione principale della Nimzo indiana. Ci sono tanti modi per proseguire e in altri video ho trattato altre linee. In questa partita è stata giocata la linea con donna C2 a Rocco e a questo punto dopo A3 il bianco interroga immediatamente l'alfiere avversario. Qual è l'idea? Quest'alfiere diciamo che inizia la sua partita proprio per inchiodare il cavallo al fine di rendere più difficile la spinta del bianco in E4. Quindi se l'obiettivo di quest'alfiere è cercare di inchiodare il cavallo per rendere più difficile questa spinta, chiaramente se andrà via permetterà al bianco di poter spingere. Siamo ancora in piena teoria, però vi assicuro che questa posizione dove il bianco ha immediatamente il controllo totale del centro non è per niente facile per il nero. Adesso la prossima idea del bianco sarà senz'altro la spinta. La linea più facile e anche quella più comune è dopo l'attacco con la spinta in A3 per giustificare la mossa del alfiere B4 cambio C3. Il bianco è contento, riprende, infatti la donna in C2 si sposta per mantenere il contatto con l'alfiere in C3 e quindi dopo la cattura giustifica il movimento della regina. La partita continua, D6 cavallo F3 e a questo punto dopo cavallo D7 è il momento di fare qualcosa con il nostro re. Siamo il bianco, quindi vogliamo cercare di arroccare e allora lo facciamo in questo modo, quindi G3 idea alfiere G2, quindi arrocco. L'alfiere in G2 si troverà su una diagonale molto facile da controllare, come vedete in questo momento nessun pezzo del nero è in grado di contrastarla e il nero dunque decide di giocare B6. L'alfiere va in G2, l'alfiere va in B7 e dopo arrocco questo è il momento di impostare un piano. Qualcuno di voi senz'altro da nero immaginerà una mossa come cavallo E4 tra le mosse possibili. Effettivamente è una mossa più che giocabile. Attacco la donna, guadagno una mossa perché attacco la regina del bianco, questa regina si dovrà spostare. Con molta probabilità il bianco deciderà di spostarla in C2 e vi dico che in realtà questa mossa di donna C2 è molto fastidiosa perché si sta minacciando un tema tattico che gioca sul fatto che quest'alfiere non è difeso da nessuno e indirettamente si trova sulla stessa traiettoria dell'alfiere bianco. Qual è la minaccia tattica? Adesso vi propongo una mossa tipo F5 e il seguito tattico potrebbe essere un salto di cavallo che potrebbe andare sia in D2 che in G5. Anche se G5 è controllato due volte dai pezzi del nero, l'idea è che dopo la cattura il bianco riprende in B7, ottiene la coppia degli alfieri in una posizione aperta, l'idea è quella di fare 4 successivamente, quindi l'alfiere ritorna indietro. Quando riusciremo ad aprire completamente il gioco staremo benissimo da bianco. Dunque cavallo E4 non è poi considerata una grande mossa, è un tema interessante. È un tema interessante, però la mossa più comune, comunque più giocata rispetto a cavallo E4, vi dico, così per cultura generale, che è alfiere 4. L'idea è più o meno simile a quella di prima, quindi l'occupazione della casa E4 per evitare che il bianco riesca a portare un proprio pedone nella casa centrale, però la differenza è che quando il bianco sposterà il cavallo, il nero è lì pronto subito a cambiare l'alfiere avversario. L'alfiere di fianchetto è sempre il pezzo più forte. In partita non è andata così, è stata giocata C5, quindi il nero ha cercato immediatamente di contrastare il centro avversario. Cattura in C5, il nero potrebbe catturare in tre modi diversi, in partita ha deciso di catturare con il cavallo e chiaramente un cavallo in C4, un cavallo nero in C5 fa venire immediatamente l'idea di attaccarlo con B4. B4 effettivamente è stata giocata. Cavallo salta al centro, attacca la donna che si sposta in D3 mantenendo quel contatto col cavallo avversario e in alcune varianti nuovamente si ripeterà l'idea di spostare il cavallo bianco per cercare di ottenere questa fortissima coppia degli alfieri. A5 giocata sulla scacchiera, l'idea è cercare di attivare i propri pezzi.
alfiere B2, mossa semplice naturale, e adesso D5 per il nero. D5 non è una mossa precisa, tra poco vedremo per quale motivo, però D5 è una mossa che in realtà agevola tantissimo il gioco del bianco, giocando proprio su questi temi tattici in cui il cavallo in E4 a volte potrebbe restare sospeso, quindi indifeso, e si potrebbe anche cercare di indebolire questo punto B6. Cavallo E5 giocata in questo momento, giocata in partita. In caso di cattura in C4 il bianco è contento perché potrebbe tranquillamente cambiare le donne e quindi portare un cavallo in C4 guadagnando una nuova mossa sul pedone in B6. Il pedone in B6 adesso non è facilmente difendibile. Questo cavallo continua a essere inchiodato in questo momento, c'è una pressione su A5, il gioco è aperto, come vedete non ci sono pedoni all'interno della scacchiera, la coppia degli alfieri direi che è decisiva. Ovviamente bisogna giocare con precisione, però la posizione di partenza è sicuramente più comoda per il bianco. La partita continua, quindi abbiamo detto cavallo E5, donna E7 e il bianco decide di catturare D5. Le mosse del nero adesso vi dico che non sono mosse facili, perché qui non posso ovviamente catturare di cavallo F perché perdo il pezzo centrale. Non posso neanche catturare con questo alfiere. Potrei farlo, però non è poi la scelta più corretta. Questo alfiere qui non sta bene, quindi semplicemente mi limiterò ad attaccarlo con F3. Attacco prima il cavallo che si sposterà, attacco E4, come vedete i miei pezzi bianchi vanno in avanti, i suoi pezzi vanno indietro, e anche qui ci sono problemi su questo pedone in B6. E come potrei sfruttarli? Semplicemente mi limiterò ad attaccarlo in tutti i modi. L'alfiere facilmente andrà in D4, la donna lo aiuterà, se necessario anche questo cavallo potrebbe intervenire. I due cavalli del nero ovviamente non si trovano in una posizione comoda. Immaginate che quando questo cavallo si sposterà per qualsiasi ragione, qualsiasi motivo, ci sarà sempre il tema della forchetta, quindi questo cavallo in D6 sicuramente in questo momento è il pezzo nero che soffre un po' di più. In partita, dopo la cattura in D5, la mossa che ha ritenuto il nero, il fortissimo grande maestro Jacob Aagaard, migliore è stata la cattura di pedone. A questo punto donna D4 e come vedete si crea già un tema tattico, la famosissima batteria in cui alfiere donna, alfiere regina insistono sulla stessa diagonale contro il re avversario. Questo chiaramente è un tema sul quale si potrebbe creare ulteriore tattica. Il nero cattura in B4, il bianco riprende e a questo punto B5 sulla scacchiera. Chi che sta meglio? Facciamo una fotografia della posizione e cerchiamo di capire chi in questo momento realmente sta meglio. Il bianco è riuscito a creare un tema tattico, la batteria. Il bianco ha la coppia degli alfieri con un centro scoperto. Quando all'interno della scacchiera il vostro avversario ha soltanto un pedone e nelle case centrali significa che il centro è aperto. Se il centro è aperto la coppia degli alfieri è fortissima e chiaramente deve essere sfruttata al meglio. Un altro motivo tattico che si crea è anche questo possibile ingresso sulla traversa. Come vedete le case nere del nero non sono forti e dal punto di vista strategico il nero soffre un po' anche perché quest'alfiere ha due diagonali bianche chiuse e come vedete è un alfiere che possiamo tranquillamente dire, affermare è un alfiere cattivo, quindi il bianco è ben contento di cambiarlo. La partita continua in modo logico, qui c'è uno spazio, colonna libera, quindi cerchiamo di occuparlo. E il nero cerca, e ovviamente dato che dal punto di vista strategico e di spazio sta un po' peggio, cerca di creare della tattica, quindi questo pedone H5 serve per andare in H4. Donna B6 sulla scacchiera, donna B6 mossa facile, voglio attaccare il pedone in B5 e chiaramente a volte voglio minacciare anche l'ingresso in C7, quindi il bianco effettivamente riesce a entrare su più parti della scacchiera. Donna per B4 giocata e qui arriva la silenziosa cavallo D3 che in realtà è vincente. Per quale motivo? Attacco la donna, sto attaccando l'alfiere, lo attaccavo da prima e cosa importante, con la donna in B4 adesso l'alfiere in B2 è difeso. Donna D2 è stata giocata ma in realtà è un blunder, un errore, perché dopo alfiere per F6 il nero decide di arrendersi. L'idea del bianco è facile, quando lui riprenderà in F6 io riprendo in B7 e otterrò un pezzo di vantaggio.
Allora, qualcuno dirà com'è possibile che un grande maestro possa perdere un pezzo in questo modo, però dal punto di vista agonistico non è mai facile reggere la concentrazione per tante mosse, soprattutto contro dei pari categoria. Quindi c'è stato un calo di concentrazione nella parte finale in una posizione difficile. Se la posizione per il bianco era senz'altro più comoda, adesso rivediamo un po' tutta la partita, però in una posizione più comoda, dove abbiamo più spazio iniziativa, è facile trovare mosse che non compromettono la posizione stessa. In una posizione difficile è molto facile sbagliare. D4, cavallo F6, C4, quindi tornando rivedendo la partita insieme, dunque una ninja indiana, e questa appunto è la linea principale. La fiera cattura in C3, la donna riprende, D6 sulla scacchiera, cavallo F3, e qui per preparare l'arrocco corto abbiamo detto che il bianco cerca di impostare il proprio fianchetto. Questa è la posizione giocata. C5, mossa interessante, ma come avete visto poi col senno di poi il bianco sembra avere un'iniziativa facile da raggiungere, mette l'alfiere e la donna sulla stessa diagonale e poi attaccherà l'avversario. Dopo B4 effettivamente in questa posizione la posizione del bianco mi piace parecchio. Donna D3, A5 necessarie perché bisogna cercare di creare controgioco, e qui vi dico qualcosa in più. Una mossa come B5 che chiude la posizione ovviamente sarebbe una mossa sbagliata, perché come vedete questi tre pedoni sono facilmente bloccati da questi due. La casa C5 adesso diventa un problema perché il nero la occupa facilmente con il suo cavallo e noi abbiamo difficoltà a rimuovere quel cavallo lì. Torniamo alla partita, quindi alfiere B2, D5 spinta di rottura, cavallo E5, il bianco vuole prendere l'iniziativa, donna E7 giocata e dopo il cambio centrale la creazione della batteria di cui parlavo prima. Presa in B4, riprendo, c'è un attacco immediato su B6, quindi questo pedone va difeso o spinto, il nero ha deciso di spingere, il bianco migliora la sua posizione con la torre in C1. H5 per creare un tema tattico, ma dopo donna B6 c'è poco da fare perché adesso la minaccia tattica la sta creando il bianco è pronto a creare un po' di iniziativa che il nero non riesce a controllare. Donna per B4, cavallo D3, ma adesso è tardi perché dopo alfiere per F6 si guadagna un pezzo e molto sportivamente il fortissimo Jacob Agard, quindi il grande maestro che sta giocando con il nero, si arrende. Spero che questa partita vi sia piaciuta, l'ho trovata molto interessante dal punto di vista didattico e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!